Fa freddo e piove sulla martoriata terra d'Abruzzo. Già squassata dal tremendo sisma dello scorso 6 aprile, l'Aquila è ora prostrata anche dal maltempo, ma Vittorio Veneto spunta un raggio di sole per provare a riscaldare il cuore dell'Italia che soffre. L'iniziativa è della locale sezione ANA ed è dedicata alla popolazione di Paganica, il cui abitato è stato completamente distrutto dal terremoto. Un'idea di fare qualcosa di concreto, qualcosa che rimanesse nel tempo a ricordo degli alpini di Vittorio Veneto, perché siamo gemellati. Per lenire i disagi causati in questi giorni dalle abbondanti infiltrazioni d'acqua nelle tende, gli alpini hanno deciso di impegnarsi insieme alla ditta Limeholz di San Biagio di Callalta nella realizzazione di una struttura fissa in legno. Un prefabbricato in legno massiccio, un prefabbricato che ha un valore veramente consistente, isolato, che resiste al terremoto fino al 9° grado della scala Richter. Anche grazie alla vendita del libro Le ragioni di un antico orgoglio, promosso dal Comune, nel giro di 10 giorni dalla consegna i volontari saranno in grado di allestire un centro destinato a sala mensa per 100 persone, ma anche a dormitorio con 28 posti letto, all'asciutto e soprattutto con l'affetto delle penne nere vittoriesi.